Siamo giunti alla serata conclusiva di questa 31esima rassegna di teatro. Questo è già una bella dimostrazione con questa duratura del consolidamento di questa manifestazione che ormai è annoverata la più importante nel suo genere in tutta la Liguria. Abbiamo avuto anche quest'anno 12 compagnie che si sono tutte alternate con dei spettacoli validi. E l'unica cosa è stata questa nuova location, abituati alla frescura della tensostruttura dei giardini di Villa Rocca, e quest'anno è stato un caldo torrido che ha un po' assottigliato qualche presenza, ma comunque siamo contenti. Che stagione è stata? Ma intanto abbiamo fatto una bella scoperta, perché come tutti gli anni cerchiamo di rinnovarci e abbiamo avuto 2 compagnie nuove, una addirittura fuori dai confini amministrativi liguri perché veniva da Arquata Scrivia, dove anche loro hanno una bella parlata genovese, e un'altra di Sant'Olcese, e queste sono state 2 novità interessanti. I premiati sono sempre tanti. I premiati, quest'anno forse qualcuno di meno, no, ma comunque sono tutti meritevoli, premi classici, miglior attore, attrice, caratterista, regia, compagnia e testi anche. E il dialetto, col dialetto come va? Palemosenese sempre oppure no? Questa sai, quando si recita magari, parlo in dialetto italiano, però quando si recita magari per qualcuno potrebbe diventare come imparare a parlare l'inglese, ma non è così, perché posso fare i nomi, c'è Irene Pareti e la Silvana Sanguinetti che hanno quella naturalezza che la loro parlata è proprio nel loro DNA. Insomma, il Presidente è contento? Certamente, grazie. Questa sera è il modo anche di ricordare Lucio. Sì, questa sera è un'occasione direi più unica che rara, nel senso che Lucio era molto legato a questa rassegna. Noi abbiamo partecipato per diversi anni e ci hanno anche offerto la possibilità davvero di guadagnare tanti riconoscimenti, tra cui un premio alla regia proprio per Lucio Dambra. Quindi stasera siamo a casa di Lucio Dambra. E per noi è una serata molto emozionante, per me particolarmente, perché io ho lavorato con Lucio Dambra per 30 anni, ho cominciato a 20 e ho continuato con lui, mi ha dato tantissime opportunità poi di ampliare anche l'aspetto della recitazione con tutta una serie di sviluppi, e io devo tantissimo a Lucio. Un altro amico di Lucio? Sì, senz'altro, nel modo più assoluto, perché anch'io devo tutto quello che ho imparato sul palco, lo devo solo che a Lucio, perché era un uomo straordinario, un amico e un regista veramente fenomenale per le commedie in genovese, e qui a Chiavari se lo ricordano tutti perché ci abbiamo frequentato, e come diceva la Simona prima ci hanno sempre riconosciuto dei gran bei premi proprio, e questo ci ha fatto piacere, ma solo per merito di Lucio, perché è lui che ci dava le diritte e come dovevamo comportarsi sul palco. Oseneso se parla ancora? Mi penso di sì, e come si parla, per forza bisogna parlare, è una lingua nostra, e in special modo chi a Chiavari è sempre stata ben riconosciuta a parlare senese. Allora bisogna andare avanti a parlare osenese. Sì, anche se io sono torrigliese, quindi faccio un po' fatica, turigin cusenese, lei è un po' difficile, però... Dicono che sia difficile. È molto difficile perché ci sono delle differenze poi, ma proprio di scrittura, quindi insomma ho dovuto imparare dai decani il genovese e da Lucio Dambra, che pur non essendo genovese comunque lo conosceva molto bene. Sì, sì. E come se fra tante stelle salve a fugge a una sciala sfuggita e passeggiare. Premiati come la migliore compagnia, dunque vuol dire che a San Fruttuovo si parla bene genovese? Sì, intanto si parla bene il genovese, e a questo premio siamo abbastanza abbonati perché anche l'anno scorso abbiamo vinto come la migliore compagnia. Vincere come migliore compagnia vuol dire che c'è un'amalgama, che c'è un lavoro di tutti, e quindi useneso parlano bene tutti quanti, o quasi tutti insomma. Se sta perdendo un po' usenese oppure no? Ma veramente non è proprio così, nel senso che in Pitelingo si perde, però che tanto travaglio e tanta acqua de fallo rende vivo usenese.
e quindi mi pare che in Pitinini ripresa che segge, quindi per opera da compagna di tanti altri e comunque di compagnie teatrali perché viene sempre da giù e travagliano bene tutte quante insomma. Sei stato premier come migliore compagnia ma anche un altro premio, no? Sì, abbiamo vinto anche come miglior testo, infatti il Manesi in te maneggio è una commedia scritta da Enrico Scaravelli, che è il nostro autore storico, quello che da sempre scrive commedie per tutti, ma anche per noi. E siamo contenti quest'anno di aver vinto questo premio perché è un riconoscimento anche ulteriore per lui, che quest'anno purtroppo è venuto a mancare. Tra l'altro io non parlo genovese, pensi un po'. Infatti adesso era una nota da sottolineare. Infatti faccio la regia delle compagnie e faccio un lavoro bestiale perché tradurre bene il testo e poi far sì che loro lo facciano non è cosa da poco, ma loro sono bravi. Gustate da re, via. Infatti quando sbagliamo non sarà cosa mega, vede solo come se mescemo. No, a parte tutto, quello è bravissimo e questo sta a significare che poi si che anche in regista quando parla senese, ma sulle bravo o fa delle belle cose, tanto via quell'estate, tutto passò anche premio come regista proprio per la nostra compagnia, è proprio chi. Però un po' di senese dove segnarlo. Cianisci, quindi qualche volta che tocca anche di un po' qualcosa in senese, perché quando manca qualche di in quelle prove o deve pigiarsi un copione e l'esilo e quindi è tutto scritto in senese o cerca di fare qualche cambiamento in italiano, ma le due, quindi in Pitinini deve per forza impararlo. Insomma. Bene, allora salutiamo tutti San Fruttuoso in senese. In senese, beh, allegri, Allegria. Allegri. Chi giochiamo in casa? Giochiamo in casa, come siamo sempre presenti, tutti gli anni, sempre presenti e insomma sempre con discreto successo. Anche quest'anno mi fa tanto piacere, avevi vinto un premio come miglior attrice insieme a Irene Pareti. 2 anni fa abbiamo vinto il medesimo premio, sempre insieme a Irene Pareti, però come miglior caratterista, una cosa del genere. Siamo due, oltre che essere 2 attrici, siamo 2 amiche, ne fa piacere aver vinto questo premio insieme, anche se il premio l'è vinto da tutta la compagnia, per quando si vinse un premio, è un premio collettivo che lo vinciamo tutti. Ma quando nasce questa compagnia? Quelli di una volta le sa tanto che si sente? Tanto, sai, è una storia un po' lunga, mia Irene nascemmo negli anni 80, eravamo figlie, bambine, adesso siamo le nonne. Poi che sto di vicissitudini, ma quella di una volta nasce una ventina d'anni fa. Sì. Bene, allora buona serata e buon senese. Certo, sempre vivo senese. Saluto a tutti, quanti che sei? Che siamo tanti, saluto siamo una ventina, tanti. Tante prove? C'è, una volta a settimana, ma quello che ne manca soprattutto, abbiamo cominciato da Suene e ora siamo vedi, manca i Suene, che vedo di Suene, gente a Suene. I Sueni ormai studio l'inglese. No? Ma un po' di senese che vuoi, Ecco, brava. Grazie. Ma li ha meglio a Rimini? Forse sì, per tutto quello che è successo forse sì. Una commedia divertentissima, le dà Loredana Conte, che è trentina, e noi l'abbiamo tradotto in senese, perché forse il senese sappiamo molto, con anche qua parte qualcosa, ma qua mentalità di Trentin, e si siamo trovati benissimo, abbiamo già fatto 8 forse commedie di questa autrice qui e forse in futuro ne faremo ancora perché ha ancora di belli testi. Ma oltre all'Italia, il senese dove è che lo sa di ciò? Dove io sa non lo so di proprio assolutamente. Io si parla in tutto il mondo. Vabbè, quello sì, si capiamo dappertutto. Va bene, allora in saluto a quelli che den a vota. Una volta senz'altro a Ivo che li ha insieme agli altri, in commedia che ha 3 personaggi e quindi salutiamo Ivo che forse arriva stasera. Bene, saluti. Grazie, arrivederci. Qua abbiamo Gianna che arriva con un genovese di Savona. Sì, in savonese. Noi altri recitiamo in savonese. Ma che differenza che è? E che ne è tanta differenza. Che differenza anche da un paese all'altro in provincia di Sanga, in comune di Sanga, addirittura. Delle sfumature, delle piccole cose che si notano anche dal santuario Asinoa. Però mi pare capire. Sì, vabbè, poi a Bosa è quella, o che sai, una oci stretta, una oci larga, ma siamo tutti liguri, E insomma, come va la vostra compagnia? Molto bene, molto bene.
siamo una bella compagnia, siamo amici soprattutto e siamo andati a Sanremo che abbiamo pigiato un sacco di premi, sempre con un sottacchitucca de Govi. Grandi a Sanremo. Sì, E abbiamo spaziato a Sanremo anche a Ciavai per pigiare di belli premi, siamo proprio soddisfatti, quest'anno è stato un anno importante per noi altri. E chi che premio pigiai stasera? Ho pigiato come migliore attrice caratterista, perché ho interpretato Olena, che parlava in pseudo uzbeko, ucraino, chissà che lingua parlavo, non so. Questa caratteristica Un po' diversa, per Cangion Petinin, un solito cliché delle commedie di Govi, che è sempre a serva, che parla in dialetto, stavolta ho fatto a badante, ho sposato lo stesso padrone, però mi sono sistemato, anche parlando ucraino. Ecco, visto che lei è Savuna, facciamo anche in ricordo stasera di tutto il dramma del ponte che è successo e in pensiero a tutti quelli che sono fuori di qua. Ne parlò poco fa con la mia cugina che le chiedeva che è una cosa che non si può pensare da gente che lascia a roba, i ricordi, tutta una vita intaccata che non sanno se possiamo rientrare dentro o se che cacciano giù. È una cosa proprio spaventosa e passando vedendo un ponte o le più brutto che vedi in televisione. Veramente. Speriamo che se ne sciurta risolve presto possibile. È bene, piuttosto bene per tutti. Va bene, allora che fare così, che ne saluta un po' il vescovo, che lo sa che le de Ciavi, Don Gero Marino. Sì. Volemo mandato da Ciavi. Che portiamo tanti belli saluti. Grazie. Arrivederci. Ti piace bella la nostra città, qui te palmisi con viali e veletti, sono tutti lì. Raimondo, Picconda che c'è lì. Picconda che c'è lì, certo. Stasera è la culla del dialetto e bisogna fare quelle cose. La passione la vince sempre. La vince sempre, sì. Sono anziano ma vado avanti. Ma che anziano! Sì. E come va con Elena, la figlia? Bellissimo, papà e figlia che suonano e che cantano. No, la figlia è semplice, sono passato in secondo piano io proprio. Una volta che mi chiedevano a me, adesso c'è lei. Allora sei titolare? No, titolare no, sono, come si dice, la coda, sì, un pochettino quella, ci prova almeno, ecco. Ma come va con papà in musica? Papà in musica va benissimo. No, va bene, con papà va tutto bene. E tutto il resto? No, va bene. Dai, bene, bello. E invece tu? Sono Spirito Santo, Padre, Figlio e Spirito. Devo cercare di mettere pace in famiglia e sono il collante, diciamo. E tu cosa fai? Suono il contrabbasso, col basso, secondo le cose. Per quello che lo chiamiamo il bassone. Perché il bassone? Il bassone ha quel contrabbasso grosso. È una colonna portante. Bene, allora bravi. Una bella e solita serata ormai questa rassegna teatrale. Una bella festa, un appuntamento ormai diciamo nel cuore di tutti i chiavaresi. Arrivati alla fine di questa bellissima rassegna è il momento di premiare le migliori compagnie. Sono contenta di vedere sempre questo entusiasmo nella compagnia degli amici del castello, ma anche di tutti coloro i quali li seguono con fedeltà da anni. Ma in comune o parli usenese? Non si parla usenese in comune, poi non parlo che è meglio. Allora abbiamo basta un saluto a tutti i chiavaresi. E buonasera a tutti e signoria.